Serata rosso di Montalcino, guarda, red carpet per il rosso, quindi Perfetto. il rosso di Montalcino cos'è a Tre Cerchi, perché lo pensate, come lo fate e a chi pensate che sia il pubblico adatto per un vino come questo? Allora, il rosso di Montalcino per Castello dei Cerchi è proprio un vino in realtà che va su un'identità molto specifica, molto, se vuoi, diversa, no? Pur essendo chiaramente un 100% sangiovese, un qualcosa che va un po' a distaccarsi da poi l'identità del Brunello. Quindi è un'anima molto più fresca, più beverina, un qualcosa che veramente a noi piace descrivere come l'anima veramente contemporanea della tradizione di Montalcino, quindi del Sangiovese a Montalcino. Quindi No, con proprio questa sera presentiamo l'annata 24, che è l'annata che in realtà incarna tutte queste caratteristiche, cioè con l'annata direi a livello 24 proprio alto. grazie anche, complice chiaramente dell'andamento climatico, che in qualche modo, parlando di rosso di Montalcino, ci ha aiutato in questo senso, no? Quindi questa vendemmia molto lunga, questa vendemmia che ci ha messo talvolta a dura prova, Gestire però il vigneto, qualche esatto, ci muffa, ha ecco, permesso però di portare in cantina uva veramente bella e di esaltare al massimo ciò che abbiamo stasera nel bicchiere, cioè questa freschezza, un bel questa mix bevibilità, di questo spezia, di freschezza, di frutto. Effettivamente complimenti perché croccante che veramente ci emoziona, ci direi che vi emoziona incarna bene proprio come e ci te, rappresenta, Tommaso, il team, vi ci rappresenta appieno. rappresenta. E stasera sulla cucina veronese dove la andiamo a abbinare? Allora, noi in realtà sul rosso di Montalcino, proprio per questo anche se vuoi distaccamento, no, di identità più precisa e specifica, è un rosso che proponiamo come aperitivo. Quindi io direi che per questa sera, per me, come ho consigliato ai nostri ospiti, con l'antipasto era l'abbinamento Quindi perfetto. salumi, Chi ama questo tipo di interpretazione di rosso lo degusta e lo apprezza molto bene anche d'estate, quindi in controtendenza con le credenze si popolari, mette in con una frigo, temperatura un po' più anche nel bassa secchiello del ghiaccio per tenerlo fresco. e si beve. Sante, viva il rosso! Grazie.